Numerose le persone che oggi si sono recate nella chiesa del Boccone del Povero di Favara per rendere omaggio a Don Giuseppe Mirabile. Il 97enne sacerdote si è spento ieri nella casa di riposo delle suore della collina San Francesco. Don Giuseppe è l'ex cappellano dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dopo il servizio svolto nella struttura sanitaria, fu nominato dall'allora vescovo di Agrigento Monsignor Carmelo Ferraro canonico onorario e penitenziere della città di Favara. A vegliare il feretro posto ai piedi dell'altare anche le sorelle del defunto padre, la maggiore di 103 anni e l'altra congiunta, suora, ultra novantenne. La Santa Messa esequiale è stata presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, Don Franco Montenegro, alla presenza del Collegio dei Presbiteri di Favara. Don Diego, un suo ricordo personale di Padre Giuseppe. Padre Mirabile è stato un vero sacerdote, con il suo carattere, con il suo temperamento, così come tutti noi, ma che ha servito fedelmente la Chiesa e che ha sentito molto il suo sacerdozio. Ha trascorso gran parte della sua vita a servizio degli ammalati come cappellano nell'ospedale San Giovanni di Dio, quando era nella vecchia struttura di via Giovanni XXIII, e poi per ragioni di età si è ritirato in pensione qui nella nostra Favara, mettendosi a disposizione di tutte le parrocchie, e quando chiamato si prestava subito ai vari servizi. Dobbiamo essere grati al Signore per il servizio che ha svolto e preghiamo per la sua anima perché il Signore lo abbia nel suo regno.